Eder. Mech. Pallister. Attenzione perché Ore 14 ha finalmente risolto il giallo di Liliana Resinovic. Infatti in trasmissione hanno detto che Liliana quel giorno si è preparata perché doveva incontrare un uomo che però non era nemmeno Claudio Sterpin. Quindi un uomo sconosciuto che le contattava con l'utilizzo di un altro telefono, un'altra SIM, forse addirittura slovena. Questo uomo quel giorno le ha detto di no e lei a questo punto disperata si è suicidata. Ma il clou Ore 14 lo tocca dicendo che Liliana il 13 blocca i contatti proprio per tutelare questo uomo misterioso perché sa che quando si suiciderà, se no tutti andranno a cercare e a rivelare la sua identità. Non importa al pool di ospiti leggermente retorici di Ore 14 se Liliana, secondo questa versione, riceverà il no il 14, ma il contatto lo blocca il 13, cioè il giorno prima. Abbiamo sempre detto che se davvero esistesse un uomo che non rientra nemmeno nei contatti telefonici, questo può esistere solo perché abita in prossimità di via Verrocchio. Il pensiero di tutti ovviamente torna sempre e solo al grande Fulvio Covalero. Questa strana passione comune per la Formula 1, le ricerche in quegli stessi giorni per la Formula 1 e soprattutto c'è da dire che Liliana dopo queste ricerche non utilizza WhatsApp ma si connette un paio di volte a Messenger e Fulvio usa proprio Messenger. Ore 14 afferma che queste informazioni provengono dal popolo di Trieste, voci di popolo. Allora, visto che c'è molta gente di Trieste che segue questo canale, sarebbe il caso che qualcuno di loro confermi se davvero è andata così. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.